Cagliari in vantaggio per 2-0 a Fognari. Lo scudetto in Sardegna. Cagliari ha segnato il gol che lo ha portato in vantaggio nuovamente con Riva. Cagliari il mattatore, il mio cuore regna per te un grande amore. È tutto memorizzato, tutto stampato, che sono emozioni che non ti usciranno mai più dalla testa. Ci sembrava impossibile perché già l'anno prima ci eravamo andati vicini, poi una delle ultime partite di campionato la Fiorentina è andata a vincere a Torino con la Juventus, e allora quella partita anche psicologicamente ci aveva condizionato. E lì quando è finito, dopo la partita in spogliatoio, dove l'allenatore ci aveva riunito proprio per un saluto nostro privato, e ci siamo resi conto che eravamo campioni d'Italia. Il gol era, per me già per natura era tutto. Avevo quasi la sensazione che se anche vincevamo 2-0 e non avevo segnato, c'era anche tra la gente un po' di quasi dispiacere, partecipava alla mia sofferenza. Questa bella storia, perché questa va un po' oltre il mondo del calcio, è una storia da raccontare, non perché ci sono io protagonista, per l'amor di Dio, ma perché credo che sia una cosa irripetibile ed è toccata a noi e siamo così orgogliosi di essere stati noi i protagonisti di questa bella storia.